sonno sono bruciate. Quant'anni sono passati, ti voglio sempre bene. Molise mia, a mamma mia, so io dannanza, so io da presa. Hai visto un mondo, hai visto un fondo, sono stata triste, sono stata forte. Hai visto la morte, Molise mia, a mamma mia, so figlia a te. O cuore vola, ti corre ancora appresso. Se tu che ti riesci, ti voglio sempre bene. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul mare alla scoperta di Termoli in provincia di Campobasso. Il comune conta più di 32.000 abitanti e nel corso della puntata mostreremo soprattutto il Borgo Vecchio, che è un vero scrigno di tesori. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Termoli. Molise mia, ah, mamma mia, so io dannanza, so io da presa. Hai visto un mondo, hai visto un fondo, sono stata triste, sono stata forte. Hai visto la morte, Molise mia, oh, mamma mia, so figlia a te. Ed iniziamo il nostro itinerario con il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. E noi abbiamo iniziato la puntata proprio con l'inno del Molise e oggi presentiamo la città di Termoli. Beh, è la città dove io ho fatto anche il sindaco, quindi è dove abito, dove sono cresciuto, quindi a maggior ragione non è che per me è una soddisfazione. Termoli, come avete potuto vedere, è una città accogliente, aperta ai turisti, è una città che si fa voler bene, si vive in maniera tranquilla, ma soprattutto ha i suoi scorci e i suoi paesaggi che rimangono nel cuore quando la viene a visitare, perché poi il mare di per sé è la porta d'ingresso di tutto ciò che è la cultura e di ciò che è stata la cultura e la tradizione storica di questa città. Poi abbiamo un borgo vecchio con tanti tesori. Beh, il nostro borgo storico, che viene chiamato appunto il Paese Vecchio, è il nostro punto di forza, perché in tutta l'Adriatico è l'unico comune che affaccia dentro il mare e quindi viene circondato completamente dal mare, dall'acqua. Poi ha la sua storia anche con lo sbarco degli alleati, la sua storia culturale con i turchi che sono venuti dal mare per conquistare Termoli, e quindi il nostro borgo non è altro che la nostra perla dell'Adriatico. E questo è senz'altro uno dei porti più importanti di quest'area dell'Adriatico. Si racconta anche che ai tempi delle crociate il porto di Termoli, diciamo Termoli in sé per sé, ha avuto la possibilità di essere un punto di arrivo e anche un punto di partenza. Come si arriva? Il primo biglietto da visita è il Castello Svevo. In cima al castello vi era un simbolo che noi chiamiamo la mazza del castello, e in qualche maniera a noi termolesi non fa che richiamare questo simbolo, la vicinanza per chi è andato via da Termoli, per chi vive fuori, per chi oggi ricorda Termoli, collegandosi a questo simbolo, la mazza del castello, che poi in qualche maniera è stata anche rivisitata in alcune poesie, ma che per noi è un detto: ci vediamo sotto la mazza del castello. E nel Paese Vecchio abbiamo uno dei vicoli più stretti in Europa.
Anche questo, c'è un vicolo che è uno dei più stretti in Europa. Quando eravamo ragazzini si faceva la gara a passare in questo vicolo che è un po' claustrofobico, quindi c'era la sfida tra di noi a chi aveva paura a passare. È diventato ormai un punto di ritrovo nella meta turistica, quindi a maggior ragione questo vicolo noi lo evidenziamo durante i nostri percorsi per far conoscere il borgo antico. Oggi parliamo di Termoli, ma la regione Molise va visitata tutta. Beh, come presidente di regione posso dire che la regione Molise durante il Covid è stata veramente meta di tanti visitatori, perché poi è la possibilità di raggiungere mari, monti, colline, vedere i paesaggi di una regione incontaminata, piccola ma accogliente, ma soprattutto il grande cuore che hanno i molisani nei loro borghi, nel voler essere ospitali, la nostra cucina, le nostre caratteristiche anche storiche, artistiche e culturali che vanno scoperte. Prima eravamo collegati all'Abruzzo, oggi il Molise ha una sua identità, questa identità che noi la vogliamo mostrare a chi vorrà venire nel Molise. Poi abbiamo tanti cittadini illustri, tipo Iacovitti. Ma abbiamo Iacovitti, Francesco Iovine, il Molise è pieno di cittadini illustri. Qui a Termoli il fumettista Benito Iacovitti è per noi termolesi un vanto. E poi chi è che non ha conosciuto, per quelli che riguarda la mia generazione, i fumetti di Iacovitti, quindi a maggior ragione per noi è veramente un punto di forza, ma è un onore essere concittadini del grande Iacovitti. Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a Termoli e in Molise. Beh, vi aspettiamo a braccia aperte per venire qui in Molise, per farvi conoscere la nostra cucina, le nostre tradizioni, per farvi passare qualche minuto di spensieratezza sulle coste del Molise, ma soprattutto vi aspettiamo qui in Molise per conoscere i nostri borghi, per conoscere i nostri prodotti che in qualche maniera andiamo sempre più a essere impegnati nel valorizzare e nel concretizzare lo sforzo che tanti fanno qui in Molise per produrre vino, per produrre prodotti caseari, e quindi vi aspettiamo qui in Molise per passare delle bellissime giornate e per conoscerci. Grazie al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo ad incontrare il Vescovo della Diocesi Termoli-Larino. Con gioia incontriamo Monsignor Gianfranco De Luca, che è il Vescovo della Diocesi Termoli-Larino, e quindi ci presenti questa diocesi. Beh, questa diocesi insiste tutto sul litorale del Molise, occupa tutto il litorale del Molise e si espande per oltre 30 chilometri all'interno, comprende 50 comunità parrocchiali in 33 comuni, di cui il più grande è Termoli. La maggior parte dei comuni, circa 17 di questi 33, sono sotto i 1000 abitanti. E qui siamo nel cuore proprio della diocesi, all'interno della cattedrale. Sì. Tra l'altro qui c'è anche la Termoli antica. Beh certo, questo è il cuore del paese vecchio, come lo chiamiamo noi termolesi, no? Ed è ovvio che la cattedrale è il cuore del paese vecchio. Questa cattedrale, che è del 1200, costruita sopra una chiesa che era antecedente al 1000, di cui ci sono ancora dei reperti sia nella cosiddetta cripta sotto l'altare, sia anche qui in questi riquadri sotto il vetro. Sono dei mosaici dell'800 d.C., per cui c'era una chiesetta un po' più piccola sulla quale poi questa qui è stata costruita. Qui è importante in questa cattedrale, a parte il valore artistico e culturale della cattedrale stessa, e anche della facciata, che anche se diciamo segnata dal tempo e dalle intemperie che ha subito, racconta la fede, eccetera. In particolare nella nostra cattedrale abbiamo una presenza delle reliquie di tutto il corpo di San Timoteo, discepolo di Paolo, per cui è un dono che abbiamo ricevuto diciamo dalla provvidenza, perché non è che
perché San Timoteo era, come sappiamo, collocato nella Basilica dei Santi Apostoli a Costantinopoli, e con il sacco di Costantinopoli è arrivato qui. E naturalmente è stata una scoperta anche recente, perché nel 1945, quando l'Azione Cattolica voleva, in onore di San Basso, che è patrono della città, voleva ristrutturare questa cattedrale, sono stati iniziati dei lavori in onore di San Basso, e San Basso ci ha portato, dico io, a ritrovare il corpo di San Timoteo, che era proprio nascosto dal vescovo del tempo, che si chiamava Stefanus, del 1236. Insieme al capitolo l'avevano nascosto sotto un tombino, proprio per evitare che altri lo rubassero, come magari era arrivato qui per un furto. Ecco, però adesso, al di là della circostanza storica, sicuramente è una preziosità che viene molto apprezzata dagli orientali. E non a caso Termoli è anche chiamata la città timoteana. Sì, questo è un po', anche perché io ho colto in questo, no? Cioè, mentre San Basso parla dell'identità termolese, San Timoteo apre un po' Termoli a tutto, anche all'ecumenismo, ecco, in questo caso soprattutto con gli ortodossi, ma anche con i fratelli evangelici, perché le lettere a Timoteo, no, fanno parte del corpus del Nuovo Testamento, per cui è una cosa molto preziosa. Collegata alla cattedrale c'è l'abitazione del vescovo, che è stata più volte ampliata, però ultimamente ho fatto una scelta di concentrare in un palazzo tutta l'attività della diocesi, dall'abitazione del vescovo fino alla Mensa Caritas, per far cogliere che è la Chiesa che opera. Lì ci sono tutti gli uffici, quelli al popolo, il centro d'ascolto, c'è la curia, c'è la casa sacerdotale, c'è anche la casa del vescovo. E allora cosa facevamo con gli episcopi? Abbiamo pensato a una casa museo affidata a dei giovani che hanno voluto investire la loro vita, le loro capacità, le loro professionalità, perché sono laureati, no? A valorizzare i beni culturali della diocesi. Allora abbiamo messo a disposizione a questa cooperativa questo spazio, e poi anche affidato la cura del Museo di Larino e di altri spazi recettivi, in modo che si possano sostenere, piano piano potranno diventare produttive. Ecco, si accompagna anche qualche giovane che vuole scommettere la propria vita intraprendendo sul nostro territorio. Senz'altro uno dei momenti più importanti per Termoli è la festa dedicata a San Basso. Certamente, il 4 e 5 di agosto qui si ferma tutto, e naturalmente il protagonista è San Basso. Soprattutto sono i pescatori che sentono questo santo proprio come il loro, anche perché Termoli ha un'origine di pescatori e di artigiani. Tutto era chiuso dentro questo recinto del Paese Vecchio. L'esploit di Termoli è avvenuto negli anni 70 con l'insediamento della Fiat. Qual è il messaggio del pastore alla diocesi? Beh, il messaggio alla diocesi è il messaggio ad ogni persona, ad ogni uomo, è questo, che siamo amati da Dio, perciò magari tutto quello che ci affligge, sia a livello personale, sia a livello familiare, sia a livello purtroppo mondiale. Veniamo fuori da una pandemia, appena usciti siamo entrati in una guerra prima, in una guerra dopo, per cui sembra che ci sia un'incertezza, anche perché la fatica economica la riscontriamo tutti i giorni anche nel nostro centro di ascolto, anche con l'aumento degli interventi che riusciamo a fare, ma anche nelle parrocchie questo si fa, e soprattutto anche con la mensa. Ecco, però siamo amati da Dio dentro questa storia, non al di fuori, non dobbiamo uscire. Perciò questa è l'energia che ci porta fuori ad attraversare le fatiche e vivere con questa serenità, con questa speranza, mettendo in risalto, ecco, quei germogli di bene che sono dentro di noi, che sono nelle nostre relazioni personali, nelle relazioni con gli altri, nel mondo del lavoro, quei germogli di bene, perché quelli vanno a buon fine. Le sterpaglie del male finiranno, passeranno. C'è questa speranza, deve essere come l'anima che ci accompagna, però
motivata che siamo amati da Dio, non è una speranza, speriamo che il tempo cambi, no? Ecco questo. Grazie a Monsignore Gianfranco De Luca e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termoli. E a Termoli anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Massimo Taglia, che è il presidente della Federazione Italiana Cuochi Regione Molise. Quindi qui abbiamo delle cose buonissime, tra l'altro qui abbiamo una parte degli associati. Andiamo a presentare questi buonissimi piatti, soprattutto dove ci troviamo. Siamo all'interno di un palazzo signorile, Palazzo Onorante, che è la sede poi del ristorante Svevia. Allora andiamo a presentare questi piatti che poi, voglio dire, c'è il pescato del luogo. Assolutamente, pescato locale. Qui abbiamo la tipica scaffetta, che è una sorta di cesto di pesce tipico, dove in realtà veniva dato come omaggio al pescatore dall'armatore della barca a fine giornata. Qui abbiamo proprio i piatti storici, no? Abbiamo voluto insieme ai miei colleghi presentare proprio i piatti tradizionali, anche proprio nella maniera più tradizionale possibile, più semplice da far in qualche maniera vedere e gustare ai nostri ospiti. Presentiamolo uno per uno allora. Davanti a me qui ho il pappone, detto così può sembrare una parola stranissima. Diciamo che gran parte delle ricette poi povere ha come ingrediente principale il pesce, ma anche il pane in diverse soluzioni e varianti. In questo caso è il pane raffermo di alcuni giorni, dove è stato creato un brodetto di pesce con del mollame, quindi pesce senza spine, crostacei, versato sopra al pane, che prende e si assorbe dei sapori, dei profumi del mare. Abbiamo qui dei moscardini in purgatorio, quindi abbondante cipolla, vengono cotti nella loro acqua, olio extravergine, pochissimi ingredienti proprio per rispettare la materia prima. Abbiamo utilizzato le seppie, altra tipicità, seppie e piselli, stufati in questo tegame. È un piatto che amato dai piccini agli adulti. Poi abbiamo i fusilli. Abbiamo fusilli fatti a mano, piatto della domenica, perché in qualche maniera si utilizza il sugo per condire la pasta, e poi la pescatrice, altra tipicità dell'Adriatico, viene farcita e riempita con un ripieno a base di molica di pane, uova e formaggio, e quindi crea questo sugo gustoso e diventerà il secondo del pranzo della domenica. Lì abbiamo il pane che poi praticamente viene inzuppato, no? Abbiamo il pane che è chiaramente l'accompagnamento al brodetto alla termolese insieme agli spaghetti tritati, ed è il completamento dove poi ogni ospite chiaramente lì si rovina con il sughetto e andare a intingere. Tra l'altro, parlando del pane, qui a Termoli il pane è molto buono. Il pane, come devo dire gran parte del sud, è un elemento importante della nostra tavola ed è particolarmente buono, sì. Qui poi abbiamo delle trigliette. Triglie all'ingorda, triglie, come vi dicevo, base è molto presente il pane, in questo caso è farcito la triglia per dargli quindi gusto e sapore su un letto di patate. Poi qui un altro piatto. Questo è proprio sempre una tipicità antichissima, in questo caso un piatto vegetariano. Adesso vi abbiamo presentato gran parte del pescato locale di Termoli e abbiamo terminato con un piatto così vegetariano. Qui sono delle polpette di pane, uova e formaggio in un brodetto invece di peperone verde a cornetto, che è una tipicità che troveremo poi anche in altre ricette come base, e cipolla. Qui abbiamo ancora dei pescatori, no? Abbiamo dei pescatori, la piccola pesca è molto presente fortunatamente, nonostante i 1000 problemi che ci sono, che sono legati al comparto pesca. Abbiamo tante piccole imbarcazioni che ancora fanno questo tipo di pescato. Ma che cos'è Termoli per lei? Termoli tanto, io sono termolese di nascita, ci vivo anche e ci lavoro con la mia attività. Per me chiaramente è un legame straordinario, ma il fatto di vivere il mare per me è un elemento fondamentale. E questi splendidi piatti sono accompagnati poi dal vino del territorio, del Molise direi. Direi sì, abbiamo presentato oggi l'unico vitigno autoctono che abbiamo in Molise, che è la Tintilia, con alcune cantine proprio del Basso Molise. Vi aspettiamo a Termoli!
adesso presentiamo il MACTE di Termoli e lo facciamo con Amalia Vittoria Vitale. Allora, presentiamo questo bel museo. Allora, il MACTE è l'acronimo di Museo di Arte Contemporanea di Termoli, è un museo che è nato nel 2019, è un museo importante per la città di Termoli perché raccoglie la collezione del Premio Termoli che oggi vanta 500 opere. Abbiamo artisti importantissimi all'interno della collezione tipo Carla Accardi, Mario Schifano, Giulio Turcato, Dada Maino, quindi siamo molto contenti e orgogliosi di questo museo. Queste opere che in questo momento non vediamo perché poi voi usate, diciamo, nel corso dell'anno programmare delle mostre tematiche, no? E in questo periodo abbiamo questa mostra per i 100 anni di Jaco Vitti, che è il cittadino illustre. Sì, questa è una mostra importantissima per la città di Termoli, è stata inaugurata nel 2023 in occasione del centenario di Jaco Vitti dalla nascita. È una mostra che ha avuto veramente un grande successo sia in termini di visitatori ma soprattutto di scuole. Abbiamo veramente quasi raggiunto il record di 100 visite di scolaresche tra appunto laboratori, visite guidate che non solo termolesi tra l'altro, Baranello, San Giacomo, Petacciato e anche il centro diurno di Sernia, quindi è stata una mostra incredibile e che ha avuto molto successo. Abbiamo i bozzetti originali, Sì, no? abbiamo un centinaio di originali su Jaco Vitti, una mostra molto didattica e diciamo affronta i tecnicismi dell'artista Jaco Vitti. Ovviamente ci sono tutti i personaggi più famosi, Coco Bill, Zori Kid, e davvero vale la pena di essere visitata. Dei bozzetti surreali. Dei bozzetti surreali, sì, veramente il mondo surreale di Jaco Vitti è tutto racchiuso in questa mostra che tra l'altro è anche in collaborazione con il Maxi di Roma. Per scoprire la programmazione, per vedere Sì. tutte le mostre avete un sito sempre attivo. Molto attivo, sempre molto aggiornato, che è il sito del MACTE, www.fondazionemacte.com. Vogliamo chiudere con un invito a venire qui al museo ma anche a visitare Termoli. Allora, sì, assolutamente, il MACTE ha l'ingresso gratuito e tutte le mostre e tutti gli eventi appunto è previsto un biglietto d'ingresso, per cui l'augurio è che insomma ci vengano a trovare e che vengano a visitare Termoli perché veramente è una bomboniera. Grazie ad Amalia Vittoria. Adesso per le conclusioni finali raggiungiamo la spiaggia di Termoli per incontrare Maurizio Variano. E con Maurizio Variano chiudiamo la nostra passeggiata a Termoli sul mare e non potevamo scegliere cartolina migliore. Assolutamente, il mare è una forza vitale che ci permette di pensare ma soprattutto anche di poter gioire di una vita incredibilmente solare. Termoli è il paese marinaro d'eccellenza di questa parte bellissima dell'Adriatico. Termoli è una cartolina, Termoli è il passato e il presente, Termoli è la gioia dei bambini vedere i fumetti nascere da questa matita indelebile di Benito Jaco Vitti. Termoli è Termoli, Termoli è una città solare, spaziale per molti, ma soprattutto ecosostenibile. Poi si unisce il nuovo alla tradizione perché abbiamo un borgo vecchio e abbiamo anche un bel lungomare. Il borgo vecchio di Termoli l'abbiamo visto, lo vediamo dalle immagini, davvero è qualcosa di particolare, di speciale, ma soprattutto è l'identità più vera di un Molise che resiste, che vuol rimanere restante, ma soprattutto che vuol progredire per poter arrivare davvero lontano. Termoli, città del turismo. Termoli è la città per eccellenza del turismo, nasce grazie a un intervento straordinario di economia industriale, quello della Fiat di un tempo, che finalmente poi ha portato nel tempo, con giusto andamento, a questa città davvero bellissima che oggi può vivere di turismo, ma soprattutto vuol vivere di una cultura tradizionale che porta a dire che il turismo davvero è un volano indissolubile con la città, ma soprattutto importante per l'economia. È anche la città degli studenti. Assolutamente sì, c'è una importante università, l'Università del Molise,
è una delle università più importanti d'Italia e qui c'è il fulcro di un percorso, quindi di un corso che è proprio sul turismo, quindi questo connubio indissolubile tra mare, montagne, perché se Termoli funziona, se Termoli si rende disponibile ad accogliere il turista, lo fa anche per poter far sì che anche l'area interna possa gioire e fruire di questa straordinaria realtà. Abbiamo elencato già tanti motivi, chiudiamo con l'invito nel venire a Termoli. Ripeto, Termoli è una città, è un porto di mare, però è un porto multifunzionale, ma multifunzionale per tutti. Qui c'è la gioia di vivere, ma soprattutto la gioia di venire, di restare, ma soprattutto di vivere questa bellezza, non solo dal punto di vista paesaggistico, anche dal punto di vista architettonico, ma anche dal punto di vista culturale. Non dimentichiamo che Termoli ha un retaggio culturale che viene davvero dal passato, però oggi è qualcosa di unico, è al passo coi tempi, è una città dinamica verso praticamente un percorso che ci porta a dire, ripeto, venite in Molise, restate in Molise, acquistate la casa in Molise perché il Molise è il Molise, è questa città biodiversa, è questa città che non solo offre garanzie di accoglienza, ma soprattutto offre una garanzia di bellezza. Grazie a Maurizio Variano, e quindi Termoli vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e se volete rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Termoli in provincia di Campobasso. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza!